Buonasera da Mayra Trevisan e benvenuti a questo spazio notizie dedicato al Friuli Venezia Giulia. Intense precipitazioni hanno colpito il Friuli nelle ultime 48 ore, registrando dai 100 ai 150 millilitri di pioggia, con punte oltre i 200 millilitri sulle prealpi carniche. In generale, la perturbazione ha causato lo straripamento di numerosi rii e canali nella bassa pianura, colpendo in particolar modo la provincia di Pordenone e la zona di Latisana, con allagamenti diffusi nei comuni di San Vito al Tagliamento, Cordovado, Chions, Sesto al Reghena, Zoppola, Casarsa della Delizia, Morsano al Tagliamento, Azzano Decimo, Prata di Pordenone e Pasiano di Pordenone, ma anche Latisana, Codroipo, Camino al Tagliamento e Precenicco. Con le piogge si è altresì riattivato il movimento franoso a monte dell'abitato di Cazzaso. Rimangono chiusi i guadi di Rauscedo in comune di Vivaro e di Murlis in comune di Zoppola, oltre che i guadi secondari nel comune di Cordenons. Circa 130 gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di ieri. Cambiamo argomento, parere largamente favorevole da parte della Quinta Commissione, con una sola astensione, alla deliberazione di giunta del 9 febbraio 2024, il cosiddetto Sport Bonus. Il regolamento riguarda progetti di promozione e organizzazione di attività sportive e di valorizzazione dell'impiantistica sportiva. Nello specifico, le modifiche riguardano l'adeguamento al nuovo regolamento dell'Unione Europea sui contributi concessi alle imprese impegnate nei lavori su impianti sportivi o organizzazione di eventi, per un tetto massimo di 300.000 euro di contributo in 3 anni a ciascuna attività. Si tratta di interventi normativi e tecnici e che sono in fase di prima attuazione, come ha spiegato in aula l'assessore di competenza, per i quali si chiederà una valutazione di tipo politico in fase successiva. Lo sport bonus, definito pioneeristico, è stato introdotto per la prima volta dal Friuli Venezia Giulia, suscitando l'interesse da parte del Ministero dello Sport e da parte di altre regioni. Lo sport bonus si affianca all'istituto della sponsorizzazione, che resta sempre rilevante e che per lungo tempo ha rappresentato l'unico sostegno alle associazioni sportive. Cambiamo argomento, la lingua friulana è oggi parlata attivamente da 444.000 persone, che corrisponde a oltre metà della popolazione residente nei comuni che si sono dichiarati di lingua friulana del Friuli Venezia Giulia e del Veneto orientale. I dati salgono a circa 700.000 persone se si considerano anche coloro che solo la comprendono. Le aree con le percentuali più alte di utilizzo attivo del friulano sono il Friuli centrale, l'area collinare e la Carnia. In sostanza, per la grande maggioranza delle zone indagate, il friulano è parlato da almeno una persona su 2. I dati rappresentano i principali risultati dell'indagine sociolinguistica IRES-FVG-ARLEF, condotta in Friuli Venezia Giulia e Veneto orientale, dal titolo Tire fur la lenghe, realizzata nell'ambito del Piano Generale di Politica Linguistica per la Lingua Friulana 2021-2025. I ricercatori sono ora impegnati nell'analisi complessiva della grande mole di dati raccolti, con l'obiettivo di renderli completamente fruibili al pubblico entro la fine dell'anno. Siamo alla cronaca, sono stati individuati i 2 ladri d'appartamento che a inizio febbraio avevano messo a soqquadro 2 abitazioni a Venzone e a Tarvisio, approfittando dell'assenza dei proprietari. Nella villa di Venzone i ladri avevano sottratto monili d'oro per un valore di circa 2.500 euro. Grazie a uno scambio di informazioni tra i diversi reparti dell'Arma, i militari del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Tolmezzo hanno collegato il furto a uno simile commesso quella stessa mattina a Tarvisio. Le testimonianze dei vicini e gli indizi raccolti hanno portato l'attenzione su una piccola utilitaria che era stata vista aggirarsi nei pressi delle abitazioni svaligiate. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore dottoressa Lucia Terzariol, hanno permesso di raccogliere prove schiaccianti contro 2 cittadini croati senza fissa dimora, già noti alle forze dell'ordine per numerose precedenti specifici. Ieri
giovedì 16 maggio è iniziata la seconda edizione del Festival dell'Acqua di Staranzano. Il primo pomeriggio ha visto alcuni incontri confrontarsi con le ricerche paesaggistiche, storiche e sociali sulla storia del territorio. È intervenuto sui cambiamenti climatici Giulio Boccaletti, direttore del Centro Euro-Mediterraneo, che ha dialogato con la giornalista Elisabetta Tola. Boccaletti, tra narrazione scientifica e riflessione civile, ha riportato il focus sull'acqua come bene comune fondativo dell'evoluzione di qualsiasi comunità. Il municipio ha poi ospitato una vera grande festa, l'inaugurazione della mostra Risorgiva Ecosistemi in estinzione, un progetto di Francesco Scarel realizzato con gli studenti dell'ISIS BEM di Staranzano. Sulla prima giornata del festival sentiamo le voci di Giulio Boccaletti e di Elisabetta Tola. Stasera in un momento in cui il nord Italia viene sommerso da piogge inaspettate, ma che inaspettate non dovrebbero essere, parliamo di acqua, parliamo della distribuzione dell'acqua nel territorio, di siccità, di alluvioni e della difficoltà di gestire un territorio complesso come quello italiano e di organizzare la cittadinanza per gestire quello che ci aspetta, che è un cambiamento climatico che avrà profondi impatti su quello che vediamo quando guardiamo fuori dalla finestra. Sì, questa sera cerchiamo di ragionare sulla alternanza tra siccità e inondazioni, quindi tra gli stati estremi, e quanto questi non dovrebbero sorprenderci. Dovremmo imparare a gestire il nostro rapporto con l'acqua all'interno del nostro territorio, e invece continuiamo a utilizzare, la logica e il frame dell'emergenza per gestire ogni singolo episodio. Quindi un punto di partenza della nostra conversazione sarà senz'altro quanto l'acqua in realtà è connessa in maniera stretta, le risorse idriche sono connesse in maniera stretta alla nostra storia nel lungo periodo, e quanto dovremo imparare non solo a conviverci ma a gestire questo rapporto in modo da ottimizzare l'utilizzo della risorsa e al tempo stesso non farci travolgere dalla risorsa stessa. Il Comune di Udine ha messo a punto una campagna di sensibilizzazione per la prevenzione della proliferazione delle zanzare in aree private e domestiche. È stato messo a punto un calendario di appuntamenti dedicati a tutta la cittadinanza, nell'ambito dei quali verranno consegnati gratuitamente gli opuscoli informativi e le capsule per trattare la proliferazione delle zanzare e delle larve in contesto privato. Si parte sabato 25 maggio nel mercato di Viale Watt, ma nelle prossime settimane lo stand sarà allestito anche al Parco del Cormor, al mercato di campagna Amica Sant'Osvaldo e in Piazza Duomo. Quelli che verranno consegnati saranno blister composti di materiale completamente biodegradabile che vengono disciolti nei siti dove sono più frequenti ristagni d'acqua come tombini, vasi e sottovasi sui balconi. Cambiamo argomento. All'ospedale di Udine è stato isolato il batterio che causa la difterite in un paziente ricoverato nella terapia intensiva. Lo ha reso noto, come diffuso da una nota ANSA, il direttore sanitario dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, David Turello. Voglio precisare che si tratta di un caso eccezionale, ha spiegato, in quanto in regione negli ultimi decenni non erano stati rilevati altri casi, ma che non deve assolutamente destare preoccupazione perché sono state adottate tutte le misure del caso. Cambiamo ancora argomento. Un convegno a ingresso gratuito a Codroip si svolgerà domani mattina, sabato 18 maggio, dalle ore 9 alle ore 13 presso Friuli Antincendi, per apprendere le procedure comportamentali utili alla prevenzione dei rischi all'uso, allo stoccaggio e alle misure di spegnimento incendi con batterie al litio, per ridurre i danni alle persone e alle cose sia negli ambienti di lavoro sia in quelli domestici. L'evento, voluto da Friuli Antincendi e organizzato da Percorso Sicurezza, inquadra le modalità di gestione in sicurezza delle batterie agli ioni di litio e le cause degli incendi di queste nuove tecnologie ormai ampiamente utilizzate. Il convegno ha lo scopo divulgativo e ha lo scopo anche di fornire le nozioni per approfondire la conoscenza di veicoli elettrici, elettronica di consumo, dispositivi domestici e di lavoro e pannelli fotovoltaici che utilizzano sistemi di accumulo di energia.
Bene, questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, un saluto da Mayra Trevisan, in regia Davide Nucera, buon proseguimento con i programmi di Friuli TV 24.